Al via la seconda edizione del corso di alta formazione Raccontare la verità, organizzato dall'Università di Padova in sinergia con la Federazione Nazionale della Stampa. Intanto è un corso voluto fortemente dall'Università, dal Sindacato Veneto, dall'Ordine Veneto, originale in Italia, perché è la prima volta che si mettono assieme esperti diversi, esperti di inclusione, esperti di diritti alla pace, giornalisti, e mettono al centro la ricerca del vero. E mai come in questo momento è fondamentale. La ricerca del vero non è una cosa astratta, è insegnare a tutti noi, a me per primo, a riflettere prima di parlare, a verificare le fonti, a verificare le immagini, a fornire a chi sta a casa tutti gli elementi di conoscenza per potersi formare un'opinione. Sappiamo che in questo momento l'informazione è da una parte importantissima, soprattutto per quanto riguarda lo scenario della guerra, nel narrare la guerra c'è il pericolo della propaganda, quindi il ricercare la verità ha ancora più senso, però dobbiamo anche dire che noi dobbiamo essere preparati alla sfida di questa nuova, di questo nuovo scenario e soprattutto dobbiamo essere credibili e per essere credibili dobbiamo essere preparati. 10 lezioni con docenti di diverse discipline per promuovere la verità e l'inclusione. Ricerca, formazione, educazione, sensibilizzazione si stanno mettendo assieme in modo interdisciplinare con i diversi saperi, ma anche in modo intersettoriale, cioè con i diversi attori che ruotano attorno, che sono dentro le nostre società. Quindi mettendoci assieme è possibile, come dire, ricercare, generare anche nuove vie che vadano verso, se volete, anche la costruzione di società che siano eque, inclusive, giuste, democratiche. Tra i relatori della prima giornata del corso anche Giulia Caget, economista francese, con le sue riflessioni sul tema dell'indipendenza dell'informazione, e l'attore Marco Paolini. Io so che se manipolo informazioni e dati scritti da qualcuno il risultato sarà freddo, mentre invece se uso le gambe in qualche maniera quello che racconto mi resta, cioè quello che vedo mi resta dentro e posso raccontarlo in un modo diverso. Devo sempre fare uno sforzo per non limitarmi a far girare dei dati, credo che quello sia una malattia.